La ricerca si concentra per sconfiggere una patologia quasi misconosciuta, il glioblastoma, un tumore del cervello poco frequente ma non raro e molto aggressivo, dato che anche in caso di interventi chirurgici precoci recidiva con frequenza e in breve arco di tempo, spesso senza dare al paziente la possibilità di una seconda chirurgia. Proprio per questo la medicina percorre strade nuove per tentare una terapia farmacologica efficace e comprendere quali sono i meccanismi genetici alla base della recidiva, ma anche quelli molecolari alla base della risposta ai farmaci di ultima generazione, i farmaci immunoterapici, che ad oggi non si dimostrano efficaci in tutti i pazienti. È poco conosciuto perché il fatto che sia a livello cerebrale, spesso pensate il paziente non arriva neanche a fare una vera e propria diagnosi istologica, perché quando la malattia è molto avanzata a volte non si può neanche operare. Diciamo che l'approccio multidisciplinare è utile per tutti i pazienti, ma soprattutto in una patologia come questa, che è relativamente rara ma anche difficile da valutare, da gestire. L'approccio multidisciplinare è un valore aggiunto, come avete sentito è un valore aggiunto non solo sul versante della ricerca e quindi nella comprensione dei meccanismi che stanno alla base della crescita del tumore, dello sviluppo del tumore, ma anche sul versante proprio della presa in carico del paziente per la qualità della vita del paziente. Siamo alla ricerca di terapie nuove che aiutino quando le terapie convenzionali hanno esaurito la loro attività. Una delle speranze in questo senso è l'immunoterapia, che noi non abbiamo certamente inventato, ma speriamo con questo progetto di guidare sulle persone che più potrebbero rispondere, affette da questo tipo di tumore, che più potrebbero rispondere a questo trattamento. Quindi è una speranza per questi pazienti una volta che si siano esaurite i trattamenti convenzionali. Ma il glioblastoma rimane purtroppo una malattia ancora molto aggressiva, quasi tutti i pazienti recidivano. E quindi andare a capire con questo progetto quali caratteristiche molecolari presenta la recidiva, perché spesso cambia il tumore rispetto alla diagnosi, consente sia di avere un fattore prognostico importante e sia di poter utilizzare dei nuovi trattamenti anche a livello sperimentale per colpire magari determinate mutazioni che non erano presenti alla recidiva. Lo IOV, Istituto Oncologico Veneto, è tra i maggiori centri internazionali e tra i primi 3 italiani per la cura e la ricerca dei tumori cerebrali, avendo preso in carico dal 2010 ad oggi più di 900 pazienti ed avendo attualmente 8 studi internazionali attivi con farmaci innovativi e in particolare con gli immunoterapici. Una delle frontiere più avanzate grazie ad un approccio multidisciplinare e integrato allo studio di queste patologie. 2 protocolli immunoterapici sono già in fase di sperimentazione allo IOV grazie al finanziamento destinato dal 5 per 1000 e ai fondi destinati dal Ministero della Salute attraverso Alleanza contro il cancro. Ed ora anche la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, nata per la volontà della famiglia dell'imprenditore padovano, scomparso proprio a causa di un glioblastoma e già sostenitrice di 7 progetti in Italia, sosterrà questa ricerca. Noi abbiamo avuto questo lutto importante che ci ha dato il motore per scendere in campo e fare qualcosa di veramente concreto contro i tumori cerebrali. In questo momento avete 2 progetti? Sì, il bando che noi abbiamo emesso a fine anno scorso ha portato 2 progetti importanti, uno a Roma che presenteremo più avanti e questo qui allo IOV di Padova che ci dà particolare soddisfazione perché Padova è la nostra città e Giovanni Celeghin, papà, è stato curato qui. Con un obiettivo che abbiamo sentito anche rincuorati dai medici sarà forse raggiungibile. Noi ce lo auguriamo anche perché sentirsi dire che non c'è speranza per un certo tipo di patologia è veramente difficile, quindi noi ci auguriamo che i prossimi pazienti non debbano avere le risposte che abbiamo avuto noi. Il glioblastoma è un tumore tremendo e la ricerca sta crescendo in questo periodo, in questo momento. La ricerca soprattutto dal punto di vista molecolare e nell'ambito di questo aspetto la possibilità di trovare delle alterazioni genetiche che consentono anche delle applicazioni immunologiche e questa è la ricerca alla base del progetto che viene finanziato, è di grande pregio e quindi di speranza per le persone che purtroppo ammalano di questa tremenda malattia.
Nel complesso 190.000 euro sono stati destinati a questa ricerca, un progetto che fa sperare che nell'arco nei prossimi 2 anni si potranno fare consistenti passi avanti sul fronte della lotta al glioblastoma. Quindi genetica, indagini sulle molecole, incrocio di big data e grandi dati, c'è un po' di tutto in questa ricerca. Sì, diciamo che stiamo applicando la tecnologia migliore per lo studio molecolare, la caratterizzazione molecolare di questo tumore, proprio per riuscire a identificare anche rapidamente quelli che sono i meccanismi alla base non solo della crescita del tumore, ma della risposta a farmaci innovativi, in particolare all'immunoterapia. Un progetto che vi porterà alla ribalta anche a livello nazionale, facendo dello IOV un punto di riferimento per questa materia. Sicuramente siamo dell'idea che tutto ciò che riusciremo a comprendere e a realizzare potrebbe essere di aiuto anche per altri centri che studiano e che curano questa patologia.